Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sono all'aeroporto di Amsterdam, spero non ci sia tanto rumore in sottofondo. Volevo raccontarvi un po' come è andata questi 3 giorni. Intanto parto dicendovi che avete letto sicuramente, se seguite questa pagina, che mi hanno eletto vicepresidente di Euritas, che è l'associazione di tutte le società di informatica pubblica europea. Insomma, sono molto contento di questa cosa, ovviamente, perché sono circa 2 anni e mezzo ormai che seguo per Ascenter i rapporti internazionali e quindi insomma mi sono candidato un po' di mesi fa e mi hanno eletto. Sono qui oggi ad Amsterdam perché questo qui è il 3° giorno di un percorso che ho fatto. Sono partito lunedì e sono andato prima a Francoforte, una città vicino a Francoforte che si chiama Wiesbaden, dove ho visitato un'azienda che si chiama HZD, che è un'azienda che si occupa di servizi digitali per tutta la provincia di Essen. Scusate che sono qua che ho persone vicino. Quindi si occupa di tutta la parte dei servizi digitali della provincia di Essen. Sono 200 milioni di euro e essenzialmente come per Insiel si occupano di tutta la pubblica amministrazione della regione. 7 milioni di abitanti fanno tutto, direi. Sono stato lì, ho parlato con Alberto Kohl, che è il responsabile dei servizi di data center, e diciamo ho trovato che è una realtà molto simile alla nostra, quindi non è vero, diciamo, che la Germania è più avanti dell'Italia. Direi che sono molto simili a noi anche per i problemi che hanno sui rapporti con la pubblica amministrazione. Cioè è molto difficile per loro, come per noi tra l'altro, collaborare con aziende private, molta normativa, molte leggi che impediscono, diciamo, collaborazioni dinamiche. Quindi ci siamo un po' confrontati su dove stiamo andando per i servizi digitali al cittadino. In serata poi di lunedì sono andato ad Amsterdam, dove partecipavo ad un evento organizzato da SAS, che è un'azienda mondiale, leader al mondo nella parte di data analytics e di business intelligence. Sono stato lì praticamente la sera di lunedì e tutto martedì. È stato molto interessante perché, diciamo, era una conferenza molto centrata sulla parte di analisi dei dati, molto centrata su esempi concreti. Quindi per esempio ho visto l'utilizzo di sistemi di business intelligence e di analitica nella gestione di emergenze, nella gestione dei terremoti, come si può utilizzare il digitale per allocare meglio le risorse, come si può, diciamo, essere più rapidi poi nel portare soccorsi. Ho visto anche delle applicazioni su servizi per la pubblica amministrazione molto interessanti e è stata una giornata, direi, proficua. Ho avuto anche modo di assistere ad una lezione di un professore universitario di un americano che si chiama Tom Davenport, che è uno dei massimi esperti al mondo di analisi dei dati, e la cosa che mi ha colpito di più è, diciamo, che è anche una cosa abbastanza simpatica. Praticamente lui ripercorreva l'evoluzione dell'analisi dei dati negli ultimi 15 anni e la ricomprendeva in 4 ere storiche, per cui diceva siamo partiti dagli anni 90 fino ad arrivare poi ai giorni nostri, e diceva che l'analisi dei big data da loro in America è partita verso metà degli anni 2000, quindi 2005 circa, cosa che in realtà poi da noi è arrivata molto tardi. Lui ha fatto un esempio di un caso pratico su un sistema di gestione dei trasporti di UPS, che è un'azienda americana di trasporti, dove loro sono 10 anni che stanno elaborando un algoritmo di gestione della flotta dei mezzi che gli ha permesso che gli permette oggi, dopo 10 anni che lo stanno implementando e lo raffinano anno dopo anno, gli permette di risparmiare 500 milioni di dollari all'anno in costi di trasporto, in costi di carburante e tutta la parte, diciamo, di gestione delle persone. Questo è il reale beneficio nell'utilizzo dei dati. Se la stessa cosa noi riuscissimo ad applicarla anche alla pubblica amministrazione, poi potete immaginare che tipo di risparmi ci sarebbero su alcuni settori che hanno oggettivamente delle inefficienze. Questa mattina poi sono ripartito da Amsterdam e sono andato a L'Aia,
che è una cittadina conosciuta, diciamo, perché c'è la Corte di Giustizia europea, una serie di istituzioni molto, diciamo, sì, molto accreditate a livello internazionale. Sono andato lì perché sono andato a visitare una agenzia che si chiama Logius, che è l'agenzia che gestisce i servizi digitali per il governo olandese, e ho parlato con una persona che si chiama Winfried de Wolk, che sarebbe il responsabile dei servizi di autenticazione. Questa agenzia sta in questo momento implementando tutta la parte di sistema unico di identità, che è, diciamo, lo SPID italiano. Loro sono molto avanti perché hanno il 95% della popolazione, su 14 milioni hanno 13 milioni e mezzo di cittadini che hanno un'identità digitale, che hanno le credenziali, e stanno adesso implementando un sistema, siccome hanno già implementato la carta di identità elettronica, che sopra la tecnologia NFC, quindi permette comunque di poter avere, diciamo, comunicazione di dati tra dispositivi che utilizzano questa tecnologia. Stanno implementando un meccanismo per cui sarà possibile accreditarsi e quindi accedere alla piattaforma semplicemente avvicinando la propria carta di identità elettronica al proprio smartphone dotato di tecnologia NFC. È una cosa molto innovativa che non ce l'ha in questo momento nessuno in Europa, perché la nazione più all'avanguardia è l'Estonia, e ha ancora un sistema di autenticazione con OTP o comunque con codice univoco. Finita questa visita in Logius, sono rientrato, sono adesso in aeroporto ad Amsterdam, da cui vi sto parlando, quindi scusatemi se sentite un po' di rumore di sottofondo, quindi direi, insomma, che sono stati 3 giorni sicuramente molto produttivi, e adesso rientro in Italia e da domani di nuovo in Seattle per andare avanti. Quindi buona giornata e buon lavoro anche a voi, a presto, ciao ciao.